qui in questa iniziativa per presentare un bando, si chiama Manifattura e Lavoro 4.0, che appunto dal nome si capisce che abbiamo cercato di integrare la strategia europea, cioè una crescita che sia intelligente, che sia sostenibile e che sia soprattutto di inclusione sociale. Quindi il bando è stato pensato in funzione di una crescita legata ad investimenti, soprattutto in tecnologia digitale, in coerenza col piano nazionale Industria 4.0. Abbiamo avviato questo bando però con una precondizione, che è quella di inserire delle risorse umane che avessero delle competenze proprio per sostenere questo tipo di investimenti, e soprattutto l'abbiamo orientata anche alla sostenibilità ambientale. Bene, il bando è partito a novembre, oggi possiamo dire che siamo soddisfatti perché abbiamo ricevuto 107 domande, ne abbiamo già analizzato 36 proprio perché è una procedura a gestare, e siamo in progetto di trasformare i 120 tirocini, che erano appunto queste precondizioni, in rapporto di lavoro. Le aziende inoltre assumeranno altre persone in funzione di investimenti che abbiamo sostenuto con 9 milioni di euro, le imprese a regime quindi realizzeranno un investimento oltre 27 milioni di euro in tecnologie digitali nel settore manifatturiero, cioè nei settori strategici per l'economia marchigiana. A regime avremo uno surplus occupazionale di oltre 200 persone, quindi appunto sostenendo sostanzialmente che una crescita intelligente come quella che oggi consentono le tecnologie digitali possono andare in coerenza non con la fuoriuscita dei posti di lavoro, come da molte parti si teme, ma addirittura con un'inclusione, quindi con un inserimento di lavoratori. Noi faremo dei bandi, ulteriori bandi, per sostenere appunto questi ulteriori inserimenti lavorativi, e soprattutto punteremo a dei voucher formativi proprio in questa fase di innovazione tecnologica. Abbiamo bisogno che i lavoratori si aggiornino, e anche velocemente, non solo i lavoratori ma anche gli stessi datori di lavoro e gli stessi quadri dirigenziali si aggiornino rispetto a una tecnologia che sta correndo e che sta davvero rivoluzionando le nostre aziende.